Quella che abbiamo stampato con l'aiuto e l'ausilio del torchio calcografico è un acquaforte, la chiamiamo diciamo in maniera generale, in generica, acquaforte. Quindi è una calcografia, è una stampa ottenuta tramite una lastra di metallo, in questo caso una lastra di rame, che è stata precedentemente incisa dall'artista con una tecnica che si chiama acquaforte. La tecnica è una tecnica molto antica, andiamo a metà del 400 grosso modo. La matrice, il disegno che l'artista ha inciso sulla matrice viene riempito di inchiostro, viene fatta un'operazione di pulitura della superficie della matrice in modo che rimanga solo l'inchiostro nella parte incisa. La matrice poi viene appoggiata sul piano del torchio, viene messo sopra la matrice inchiostrata un foglio di carta umida che è stata precedentemente messa in acqua e poi con l'aiuto, come dicevo, del torchio calcografico, con la pressione di un rullo si ottiene la stampa che è il risultato finale di tutto il procedimento. Per pulire le nostre lastre usiamo ancora i vecchi elenchi telefonici, la carta degli vecchi elenchi telefonici che funziona benissimo, sono però in esaurimento perché ormai non si trovano più, in futuro vedremo cosa usare.